Ben ritrovati dalla redazione. Nei primi 3 mesi del 2024 il nucleo interventi speciali della Polizia Locale a Trieste ha effettuato una media di un sequestro ogni 3 giorni, 30 in tutto il trimestre, per detenzione di droga a uso personale più altrettante sanzioni, una cifra in forte aumento rispetto all'anno precedente anche per una maggiore quantità di controlli e un recente incremento, il 10%, del personale del suddetto nucleo. Si parla in totale di poco più di un etto di stupefacente, con più della metà rappresentato da hashish, oltre 60 grammi, e con la presenza anche di MDMA e chetamina. Duino Aurisina cercava di introdursi in una villa sulla costiera triestina, ma è stato pizzicato dal personale delle volanti del commissariato di polizia che stava monitorando la zona. Il malvivente, tentando la fuga, si è anche procurato una ferita a una mano. Il ladro, un 47enne residente in Veneto, stava armeggiando accanto alla recinzione dell'abitazione nel tentativo di introdursi per mettere presumibilmente a segno un furto. Accortosi dell'arrivo della polizia, ha cercato di scappare assieme ad un complice. Fuggendo, si è procurato una lieve ferita a una mano e, dopo l'arresto da parte degli uomini della squadra mobile intervenuti successivamente a supporto dei colleghi del commissariato di Duino Aurisina, il malvivente è stato portato al pronto soccorso di Cattinara per una medicazione. Gorizia ha presentato i dati dell'attività svolta nel 2023 dalla Polizia Locale, da cui è emerso un incremento dell'attività. Sono raddoppiate nel 2023 le sanzioni stradali, sono state elevate 15.707 multe contro le 8.270 del 2022. Ad aumentare anche il numero di sanzioni amministrative, 116, con un incremento di 31 verbali, delle quali 60 riferite ad ambiente e rifiuti. In crescita anche i sinistri rilevati, 135, con un incremento di 60. Il 2023 è stato un anno più impegnativo anche sul fronte degli interventi, ben 1521 quelli effettuati, dei quali il 42% in centro città, il 14% in località Montesanto Piazzutta e il 9% a San Rocco e a Sant'Anna. Via libera all'intesa per il finanziamento da 206,8 milioni da parte del governo per la realizzazione del molo ottavo a Trieste. Come dichiarato dal presidente della regione Federica, per il finanziamento è doveroso ringraziare il ministro Salvini e il vice ministro Rixi. È un passaggio fondamentale per la realizzazione di un'opera strategica che interessa il Friuli Venezia Giulia e il sistema Italia in chiave di sviluppo sul bacino mediterraneo. L'ha affermato il governatore Federica, rendendo noto che l'intesa è stata approvata dalla conferenza Stato-Regione in merito allo schema di decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: cielo oggi in genere variabile sull'alta pianura e sulla zona montana, probabile cielo nuvoloso e nel pomeriggio possibile qualche locale debole pioggia. Sulla costa vento moderato in prevalenza da sud-ovest, temperature minime in pianura fra 8 e 11 gradi, le massime fra 18 e 21 gradi, sulla costa minime fra 11 e 14, le massime fra 16 e 18 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi.